Com'è stato il periodo di Natale e quindi quali sono anche le speranze di questo inizio anno? Il Natale 2018 ha segnato comunque un segno leggermente negativo rispetto all'anno passato, anche perché va detto il 2017 è stato un po' l'anno dei record, quindi se si fa un riferimento a quello naturalmente i dati possono essere non facilmente confortanti. La speranza naturalmente è quella che nel 2019 si possa almeno avere un pochettino più di tranquillità, un po' più di serenità e non come invece c'è stato negli ultimi periodi del 2017. È una società che cambia, oggi si compra molto di più su internet, su questo che cosa si può fare? Confcommercio a livello nazionale parla di dati sempre più importanti degli acquisti online. È il sistema di acquisto che cambia dal consumatore, ma il dato positivo è che molte aziende, molte attività che hanno sede fissa si adoperano per creare e fare investimenti per poter spostare il loro negozio anche su piattaforme dedicate all'online. Qui ci sono anche negozi a Chiavari nel Tigullio che stanno approdando su internet. Assolutamente sì, questo è un dato positivo e quindi bisogna assolutamente, come dire, cavalcare l'onda e non rimanerne fuori da questo tipo di situazione, certo. Chiavari secondo lei è abbastanza movimentata, si porta sempre avanti l'iniziativa, ad esempio quella del CIVE d'estate con le grandi abbuffate. È il momento di cambiare oppure va bene così, c'è gente, cosa ne pensa? Bisogna sempre cambiare, bisogna sempre dare degli impulsi nuovi, degli input nuovi, dare sempre degli argomenti per poter discutere, però questo è il fulcro dell'argomento, cioè bisogna sempre discuterne, non bisogna buttare tutto all'aria, bisogna cercare sempre di condividere con altri colleghi le problematiche perché comunque chi fa lavoro di centri integrati, di comitati, di associazioni di categoria come può essere Ascom fa sempre volontariato. Chi si impegna in questa cosa ci mette del suo e ha bisogno del supporto di tutti i colleghi. State lavorando su qualcosa? A breve ci saranno degli incontri che dovranno essere importanti per la categoria.